Riprendiamo la linea, siamo a Goro, però non siamo più in mare, abbiamo pescato, raccolto le vongole, adesso però cerchiamo di capire che cosa c'è a monte, perché abbiamo detto che questa è una filiera agricola. Come tutte le filiere agricole ha bisogno del seme, poi della semina e poi della raccolta, e noi qua siamo alla fase del seme. Siamo nella sede della Naturedulis e qui con me c'è Leonardo Aguiari, che è il direttore di produzione. Qui si produce il seme di vongole. È un mondo sconosciuto ai più, almeno per me è tutta una sorpresa. Ci puoi spiegare allora come si lavora, come si fa, come si procede? Noi qui davanti abbiamo delle vongole, maschi, femmine. Raccontaci un pochino tutto. Qua abbiamo i riproduttori. Li selezioniamo in base al colore o alla taglia e agli esemplari più performanti nel corso degli anni. Stanno all'incirca un mese a nutrirsi rimanendo nelle condizioni ottimali di temperatura e di chimica dell'acqua, di parametri chimico-fisici dell'acqua, finché non raggiungono la maturità per emettere le uova, in caso che siano femmine, oppure gli spermatozoi nel caso siano maschi. Quindi le vongole ci sono i maschi e le femmine, però non è sempre così. Possono in qualche modo decidere se essere maschio o se essere femmina nelle prime fasi di vita? Esattamente. Nelle prime fasi di vita sono un po' indecise, diciamo così, per cui hanno ancora la possibilità di variare, o almeno ci sono molti studi che lo confermano. Raggiunta una certa età invece siamo abbastanza sicuri che siano femmine. Esempio, questo lotto di vongole molto grandi, guardate per esempio questa qui, è un lotto composto da quasi sole femmine, perché ovviamente io ho interesse che mi generino tante uova e mi bastano pochissimi spermatozoi per fecondare appunto milioni di uova che una femmina come questa può emettere. Con milioni di uova, ma davvero c'è un modo di dire o le cifre sono queste? No, in media una femmina emette 5 milioni di uova a esemplare e a emissione. E a emissione, e l'emissione è una volta, due l'anno? Una femmina in media la facciamo emettere 2 volte all'anno, poi le lasciamo un po' di pausa perché lo sforzo è abbastanza. Anche questo fa parte del benessere animale, perché questo non l'ho detto all'inizio, è una filiera biologica e quindi quello che si fa qui fa parte, rientra in quelle che sono le regole del biologico. Il benessere animale è una di queste. Esatto, la filosofia del biologico, appunto uno dei cardini della filosofia del biologico, appunto il benessere animale. Qui le teniamo, cerchiamo di coccolarle, di tenerle a loro agio, insomma, in modo che siano più produttive. Questa è proprio la filosofia del biologico. Inoltre utilizziamo altre accortezze, cioè sappiamo esattamente da dove sono nate queste vongole e inoltre non utilizziamo sostanze chimiche particolari tipo antibiotici che non vadano poi a influire sulla salute umana. Certo, ecco, queste sono vongole, queste così grandi, quanti anni hanno? Si possono datare in qualche Una modo? vongola del genere ha almeno 5 anni. Siamo partiti, questo è un lotto piuttosto anziano, diciamo così, e qua da quando la Naturedulis è nata, quindi sono 5 anni esatti. Ecco, 5 anni. Infatti lì ce n'è una con la F scritta sul guscio, quella hai capito negli anni precedenti che è una femmina, e lì non ti sbagli più, sai esattamente dove metterla. Bene, qui abbiamo le vongole e poi invece lì abbiamo delle ostriche. Qua abbiamo le ostriche, adesso non so se Vincenzo riesci a seguirci, a districarsi. Queste sono ostriche, Sì. E anche per queste lo stesso procedimento? All'incirca abbiamo ostriche di 2 specie, una è Ostrea edulis, l'ostrica piatta, l'endemica del Mar Mediterraneo. Stiamo effettuando delle prove di ambientamento anche in laguna, per cui abbiamo dei progetti di ricerca, tant'è che Naturedulis è anche istituto di ricerca riconosciuto dal MIPAF, dal Ministero delle Politiche Agricole, e in più ci sono ostriche della specie Crassostrea gigas per valutare, fare una sorta di paragone appunto con le edulis. L'Ostrea edulis ha una particolarità, non emette le uova da cui si sviluppa la larva, emette direttamente la larva, quindi la femmina mantiene nella propria cavità palleale, nel proprio mantello, mantiene le uova e le larvette per un certo periodo di tempo, le culla e partorisce direttamente le larve. Ecco.
Invece questo è un passaggio che nelle vongole non avviene. E infatti dopo che sono state fecondate le uova si tratta di raccogliere le larve, che detta così, ma sono veramente piccolissime. Esattamente, perché l'uovo appena emesso ha una dimensione di circa 50 micron. Se pensiamo che un capello ha un diametro di 100 micron, Cioè mezzo capello. esattamente, vuol E come dire fate a raccoglierle? le raccogliamo con dei tamisi, con dei setacci, con maglie molto fini, studiate C'è apposta una per cosa l'uso. proprio con le manine dell'orologiaio, insomma, col bilancino. Dopodiché cosa succede una volta raccolte? Una volta raccolte, trasferiamo le larve o le uova, nel caso delle vongole, in questo tipo di contenitori a tronco di cono, dove gli animaletti appena nati soggiorneranno per almeno 14 giorni. E qui sono, in realtà sembra polvere, sinceramente che possa diventare una vongola in futuro, ti credo sulla parola, però proprio non assomiglia neanche lontanamente. Quindi qui restano 15 giorni e crescono anche tutto sommato velocemente, considerato da dove partono. Sì, dopo le 2 settimane di fase pelagica, quindi in cui appunto la vongolina nuota, raggiungono una dimensione attorno ai 150-200 micron, quindi pensiamo 50-250 micron 200 micron in 14 giorni, è un passo Sì, vuol dire che cresce di 4 importante. volte, Sì, insomma. sì, sì, è un passo molto importante per loro, perché la fase di metamorfosi in cui appunto smette di nuotare, finiti questi 14 giorni, è molto delicata, perché ha avuto questo crescimento rapidissimo. In quella fase cambiano proprio gli organi, per cui quelli che le permettevano di nuotare diventano quelli che invece le permettono di insediarsi e di infossarsi sul fondo, sulla sabbia. Voi fate un lavoro molto particolare e sono davvero poche le realtà che hanno questo tipo di attività in Italia. Come mai? Perché qui a Goro una realtà come questa? Una realtà come questa si è dimostrata importante negli ultimi 5-6 anni, perché il banco di vongole veraci naturale, che quindi si era sviluppato a partire dall'86, dagli anni 90, in questi ultimi 5-6 anni ha smesso di essere così produttivo come era un tempo, per cui alcune cooperative della zona hanno cominciato a tornare all'origine. Questo centro era di fondamentale importanza appunto all'inizio degli anni 90, dopodiché la vongola ha preso piede fuori in laguna e non c'è stato più bisogno, insomma. Certo. E invece adesso è fondamentale perché sennò non ci sarebbe il seme per sostenere quelle che sono poi le esigenze del mercato. Sì, per almeno queste 3 cooperative del Consorzio Filiera Gorino è così. Altre ancora riescono a emanciparsi in questo tipo di situazioni, però purtroppo nella fase di cambiamento soprattutto climatico che stiamo attraversando negli ultimi anni, la natura è diventata abbastanza imprevedibile. E quindi insomma adesso per fortuna che c'è una realtà come questa. Ma in tutto questo periodo, e adesso io mi sposto, oggi Vincenzo lo facciamo impazzire, volevo raggiungere quei tuboni, li chiamo così, mi vergogno un po', però che sono là alle nostre spalle. La sensazione è da fantascienza. Sono questi? A che cosa servono? Questi contenitori, che si chiamano fotobioreattori, un nome abbastanza impegnativo, contengono il cibo delle vongole, esattamente ciò che mangerebbero in natura, coltivato però in grossi volumi appunto per sostenere la produzione. Quindi sono alghe qui dentro che cambiano perché sono di diversi colori, quindi è alimenti diversi. Esatto, cambia la specie di microalghe e anche la densità cellulare. Noi le mischiamo per bilanciare i giusti componenti nutritivi, le giuste componenti, esatto. E le nutrite, cioè loro devono vivere in un'acqua che contiene queste microalghe. Non è che gli si dà da mangiare una volta ogni tanto, viene mantenuta con continuità come se fossero in mare, insomma. Sì, sì, serve la giusta densità microalgale, in modo che, dato che sono dei filtratori obbligati, quindi gli organi che permettono a loro di filtrare e quindi di nutrirsi sono gli stessi organi che permettono alla vongola di respirare, per cui un troppo alimento le soffocherebbe.
Ah, ok. In effetti sono animali molto semplici, possiamo definirli così, Dal punto di insomma, vista evolutivo sono piuttosto rudimentali. piuttosto rudimentali, quindi insomma. Comunque complimenti. Adesso andiamo fuori perché andiamo a vedere quelle che sono un po' cresciute.